Giordannisi con la seconda donna più veloce al mondo, insomma Lignano e il meeting hanno portato fortuna. Beh sì, intanto vale la pena sottolineare 3 medaglie d'oro, 100, 200, 4%, 10,54 nei 100 che è a 4 centesimi dal record del mondo della Griffith che dura da 30 anni e che lei supererà il prossimo anno sicuramente ai mondiali. Poi loro li rivedremo dopo i mondiali a fine luglio dove ci sarà il nostro 33esimo meeting Sport Solidarietà, ma quest'anno lei ha corso nel nostro meeting, ha fatto 11,03 che era il record del meeting, ma ha avviato il percorso verso le Olimpiadi dove ha fatto sempre meglio e quindi noi le abbiamo portato grande fortuna. Insieme devo dire anche con gli atleti disabili con cui lei ha corso per diverse stagioni, ha fatto i 50 metri, si è prestata a correre e non solo lei, a fare quindi anche la testimonial solidale, quindi ci tenevo a sottolineare questo aspetto. Ringrazio Dio per questa stagione che è stata fenomenale. Ho corso diversi personal best, sono andata vicina al record del mondo, sono la donna vivente più veloce al mondo. Poter essere di ispirazione anche per tanti giovani è per me davvero importante e sono molto felice per questo. Come dicevo prima, ora vai a casa, Lignano è diventata però un po' una seconda casa per te? Sì, direi di sì, perché qua tutti sono così carini, accoglienti, calorosi. È davvero ottimo per me venire qui ogni anno ad allenarmi per le competizioni internazionali e quest'anno per le Olimpiadi. L'affetto e il supporto che respiriamo qui si fanno sentire su questi risultati e quindi sì, penso davvero che Lignano sia la mia seconda casa. È stata un'estate magica, insomma, anche con la possibilità di condividere questa pista con i protagonisti mondiali dell'atletica. Sì, diciamo che il movimento a Lignano è cresciuto anche grazie alla loro presenza e quindi noi siamo grati del fatto che loro vengano a allenarsi qui a Lignano perché hanno fatto scoprire l'atletica anche qui da noi dove magari non è proprio lo sport principale, però grazie anche ai successi dell'Italia quest'anno e la loro presenza c'è stato un boom di iscrizioni, diciamo. Noi siamo la società qua di Lignano e il 26 di settembre faremo il meeting giovanile Città di Lignano Sabbiadoro, secondo trofeo Lupignano, visto che è la seconda edizione, e avremo tanti ragazzi da tutta la regione che verranno qui in questa splendida pista a correre dove hanno corso anche i campioni giamaicani al meeting internazionale. Quanti ragazzi avete adesso? Adesso abbiamo superato i 120 tesserati, sono tutti ragazzi, la maggior parte sotto i 18 anni. Avete condiviso qualche volta anche gli allenamenti? Vedevo prima che ringraziavate insomma il loro allenatore. Sì, soprattutto un allenatore in particolare, Sean Manboard, è stato molto disponibile perché dopo che finiva il lavoro con gli atleti top al mondo si dedicava a dare dei consigli, rivelare un po' di segreti per migliorare anche ai nostri atleti, quindi l'abbiamo ringraziato appunto con la bandiera della squadra autografata dai ragazzi per ringraziarlo del tutto l'aiuto che ci ha dato quest'estate. Insomma, aspettiamo i prossimi velocisti dal Lupignano, ormai ci abbiamo preso gusto. Speriamo che ricalchino le loro orme e riescano un giorno ad avvicinarsi ai loro risultati almeno.